Dopo una gloriosa carriera durata circa 40 anni, Elio Scarpa, ex dirigente delle Volanti della Questura, lascia la polizia. Visibilmente commosso ed emozionato, Scarpa ha salutato i colleghi ed i giornalisti, ricordando le tappe della sua vita da poliziotto. Nel 1974 nei Falchi, reparto di polizia giudiziaria di Padova, poi dalla fine degli anni 70 a Treviso, alla squadra mobile per circa 20 anni e poi alle Volanti, con una breve parentesi alla Digos. Nella sua lunga carriera c'è anche la sua partecipazione alle indagini relative ad alcuni sequestri di persona, come quello di Sergio Mosole, ma anche quello di Augusto De Megni in Umbria e di Marina Rosso Monti. Beh sì, non so se questo debba lusingarmi o meno, perché dire questo vuol dire che ho una certa età, per cui sì, comunque è vero, devo ammetterlo, sono l'ultimo testimone di fatti accaduti in quegli anni relativi all'80, 70, 80, fine 70, 80. Sequestri di persona e non solo, per citarne un paio, quelli più che hanno segnato la marca dell'epoca. L'investigatore di ieri, mi riferisco a me e quelli come me, erano intuitivi, quindi dimostravano di avere un fiuto, una conoscenza della delinquenza del territorio. Adesso c'è il poliziotto tecnologico, c'è la tecnologia che l'ha fatta padrone, non so dire sinceramente quale sia meglio, se la prima o la seconda. Comunque mi piace sottolineare il fatto che della polizia c'è sempre da fidarsi. Sinceramente ho visitato mezza Italia prima di arrivare a stabilirmi a Treviso e devo dire che Treviso è la città che veramente mi ha fatto piacere e ho stabilito le mie radici qui. Quella meno piacevole non voglio neanche ricordarla.